Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. 2 ciclisti sono stati investiti da un'auto questa mattina a Gorla Maggiore. Si tratta di 2 uomini, uno di 65 anni, l'altro di 71. Immediati i soccorsi anche con l'intervento dell'elicottero. Il più grave dei 2, il 71enne, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano con un trauma alla schiena, mentre il 65enne ha riportato un trauma cranico ed è stato portato all'ospedale di Legnano. L'incidente si è verificato in via Baragiola all'incrocio con viale Europa. Secondo le prime frammentarie informazioni, la persona alla guida dell'auto non si sarebbe accorta dei 2 uomini in bicicletta investendoli. Sul posto, oltre all'elisoccorso, anche un'automedica, 2 ambulanze e i carabinieri di Saronno. Restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci a Varese. Continuano le proteste dei residenti di Via Dante per la presenza di sbandati e ladri. Nel mirino degli abitanti della centralissima strada, a ridosso del polo scolastico di Via 25 Aprile, c'è infatti un condominio abbandonato che con il passare del tempo è diventato rifugio appunto per spacciatori e delinquenti. Addirittura alcuni residenti, per difendere le proprietà confinanti, sono arrivati a posizionare del filo spinato. L'ultimo allarmante episodio risale a sabato sera, quando i ladri sono entrati in un appartamento del condominio vicino arrampicandosi lungo la grondaia. I controlli da parte delle forze dell'ordine non mancano, ma secondo gli abitanti non sono sufficienti a garantire sicurezza. È assalto da parte degli svizzeri alle farmacie lungo la fascia di confine per sottoporsi al tampone da Covid-19. Nel Luinese, infatti, il costo ridotto dei test ha spinto molti ticinesi a varcare la dogana soltanto per effettuare l'esame. Dal lunedì scorso in Svizzera i tamponi per gli asintomatici sono a pagamento e la differenza tra i test effettuati in Ticino e quelli in Italia si aggira sui 25 euro. Un approfondimento su questo tema è disponibile sul giornale di oggi, in edicola e sui supporti digitali. E sempre in tema di confine, cresce la protesta a Brinzio per l'esclusione del comune dalla prima fascia della carta sconto benzina. A fine ottobre, infatti, è prevista la reintroduzione delle agevolazioni sul carburante per chi abita nelle zone più a nord della provincia, proprio per scoraggiare il cosiddetto pendolarismo del pieno. Ebbene, nel piccolo comune di Brinzio, che si trova fra Varese e Bedro Valcuvia, entrambe in fascia A, e dunque con il massimo sconto previsto, è però stata stabilita la riduzione di fascia B, dunque meno vantaggiosa, e da qui appunto la protesta dei residenti. Chiudiamo con la politica. Continua la campagna elettorale in vista del ballottaggio a Varese fra il sindaco uscente Davide Galimberti e lo sfidante Matteo Bianchi, e proprio a sostegno di quest'ultimo candidato del centrodestra è previsto nel primo pomeriggio di oggi in Piazza Repubblica l'arrivo del leader Matteo Salvini, e proprio Salvini potrebbe poi tornare in città anche domani per l'evento di chiusura della campagna elettorale. E questa è l'ultima notizia. L'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it tornerà questa sera alle 18:30 in anticipo rispetto al previsto, perché poi dalle 19 ci sarà il faccia a faccia elettorale in vista del ballottaggio tra il sindaco uscente Davide Galimberti e lo sfidante Matteo Bianchi. Buona giornata.